Trovato con un arsenale in casa e strumenti atti ad offendere, un cittadino di nazionalità rumena è stato arrestato dalla squadra mobile di Vicenza. L'indagine è iniziata in serata dopo che era arrivata la segnalazione da 2 esercizi pubblici in Viale San Lazzaro che riferivano dell'irruzione di un uomo a volto coperto che, imbracciando un fucile, aveva minacciato i clienti seminando il panico per poi fuggire su un'auto. I poliziotti sono riusciti ad individuare la direzione di marcia dell'auto ritrovandola all'interno di un cortile di un'abitazione a Schio. Trovata la dimora del sospettato è scattato così il blitz. Entrati da una porta finestra aperta lo hanno immobilizzato. La perquisizione ha portato alla scoperta di 8 fucili da caccia, tra cui doppiette ed un semiautomatico per i quali sono in corso accertamenti per risalire alla loro provenienza. Sono state sequestrate munizioni, 2 accette, una mazza da baseball, un coltello, una bomboletta di spray al peperoncino, un passamontagna e diversi attrezzi atti allo scasso. Appoggiati ad una sedia anche gli indumenti che risulterebbero corrispondenti a quelli utilizzati durante l'irruzione nei 2 locali pubblici di Vicenza. L'uomo è stato così arrestato con l'accusa di detenzione e porto illegale di armi e munizioni, ricettazione, procurato all'arma in concorso e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, portato in carcere in attesa dell'udienza di convalida. La polizia sospetta il coinvolgimento di un complice, per cui sono ancora in corso indagini serrate. A ringraziare i poliziotti per l'intervento lampo, il plauso del sindaco Possamai. Un episodio grave, inaccettabile, ma l'intervento della polizia sottolinea come davvero da parte delle forze dell'ordine ci sia la massima presenza, pur in condizioni difficilissime di carenza d'organico, per cui a loro va il nostro grazie.